Il fiume di folla che a metà pomeriggio invade il Calmaggiore sentenzia la promozione a pieni voti del Veneto tra la terra ed il cielo alla sua prima edizione in città. Kermesse chiamata al difficile compito di rimpiazzare Ombralonga. Piazza invase dai bambini, c'è spazio anche per la cultura e per l'arte. E i nostalgici dell'Ombralonga che si erano dati appuntamento su Facebook alle 14, ora del ritrovo, sono in pochi, con gadget che ormai sanno di vintage, determinati ma anche un po' delusi. Però tramite internet, Facebook, un po'... si è sparsa un po' la voce, pensavamo ci fosse tanta più gente. Viva l'Ombralonga! C'è chi quest'anno, nonostante i divieti delle amministrazioni, non si è risparmiato un bel viaggio pur di esserci. Veniamo da Parma. Una tradizione da quanti anni che è rinnovata? Da 5 anni continuiamo a venire qui e vogliamo che la tradizione continui, perché noi che veniamo da altri territori vogliamo assaporare le terre e questa bella città. In pochi minuti arrivano vigili e polizia, il questore d'altronde aveva promesso la più stretta sorveglianza, la festa si disperde e si sposta altrove. Piccoli capannelli sparsi un po' ovunque nei bar aperti del centro. Non è l'Ombralonga del passato, tutto comunque si è svolto senza particolari preoccupazioni. Unica nota stonata è l'ingresso in pronto soccorso di una 35enne al limite del coma etilico. Nulla se paragonato agli eccessi degli scorsi anni, culminati 365 giorni fa con la morte di un giovane padovano investito da un treno alla stazione di Paese, dopo aver preso parte all'ultima edizione di Ombralonga.